È ufficiale, Veneto Banca e Popolare di Vicenza hanno prorogato l'offerta di transazione rivolta ai soci azzerati a martedì 28 marzo. Lo hanno comunicato entrambi gli istituti di credito, motivando la decisione in considerazione del crescente numero di accordi sottoscritti negli ultimi giorni e dell'elevato flusso di azionisti che si stanno presentando alle filiali per sottoscrivere la transazione. Filiali da domani a martedì che resteranno aperte oltre l'orario consueto. Complessivamente hanno aderito alla proposta delle due banche 115.200 soci, 51.900 di Veneto Banca e 63.300 di Popolare di Vicenza, su una platea di circa 169.000 azionisti. Proposta di transazione che ha dunque raccolto ad oggi adesioni pari al 64% per Veneto Banca e al 65,44% per la Popolare Vicentina. Il tutto nel giorno in cui l'ex presidente di quest'ultima, Gianni Zonin, è stato interrogato per oltre 4 ore dai PM che conducono le indagini sulla crisi dell'Istituto di Credito Berico. L'imprenditore vinicolo avrebbe parlato, ma all'uscita si è chiuso in un no comment. Nel frattempo la Regione ha deciso di contribuire alle spese di consulenza e assistenza legale sostenute dai cittadini danneggiati dall'acquisto di azioni, stanziando un plafond di 600.000 euro, 500.000 sotto forma di contributi ad associazioni e comitati per l'assistenza legale, 100.000 per il sostegno psicologico alle persone coinvolte nella crisi. Con la delibera approvata dalla Giunta regionale e pubblicata sul BUR in uscita domani si aprono i termini di presentazione delle domande di contributo.